Prime indiscrezioni dell'autopsia sul corpo ritrovato sulla Grappa. Quei resti sono di Sofia, ma per sapere com'è morta la bella ucraina servono altri esami. Un altro assalto ad un ufficio postale dopo la rapina di ieri a Frescada, questa volta nel mirino Le Poste di Fagarè. Caccia al rapinatore per le vie del paese. 63enne travolto e ucciso mentre attraversava la strada a Biadene, frazione di Montebelluna. Polemica per la sicurezza in quel tratto di Feltrina, già teatro di altri gravi incidenti. Pestaggio di via Pisa, massacrare di botte il 45enne finito ieri all'ospedale, il marito della donna con la quale il trevigiano aveva una relazione clandestina. Con oggi si chiude la 17ª legislatura della Repubblica e l'esperienza dei 9 parlamentari trevigiani eletti nel 2013. Ecco chi lascia e chi invece punta al raddoppio mandato. A Conegliano il veglione di Capodanno in piazza torna dopo un decennio, ma sarà a numero chiuso per ragioni di sicurezza. Domani si deciderà per Piazza dei Signori a Treviso. Un gruppo di alpini ha organizzato un viaggio per ripercorrere a piedi le tappe della ritirata di Russia, tra le penne nere anche 4 veneti. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In apertura l'avete sentito dai titoli, ancora il giallo di Cornuda appartiene a Sofia Melnik, l'interprete 43enne ucraina scomparsa il 15 di novembre, il corpo ritrovato la vigilia di Natale in un burrone ai piedi della strada per il Monte Grappa. L'identificazione è giunta con l'autopsia eseguita oggi a Treviso. La certezza è arrivata con la comparazione della schermografia dentaria. Sembra escluso che la donna sia stata uccisa con armi da fuoco o da taglio, ma altre cause ritenute più probabili, come lo strangolamento, dovranno essere avvalorate dai nuovi esami previsti. Il consulente tecnico del pubblico ministero ha chiesto 2 mesi di tempo. All'esame hanno assistito anche i consulenti della famiglia di Pascal Albanese, il 50enne che conviveva con Sofia e dopo la sua sparizione si era suicidato. L'autopsia ha comunque evidenziato come dato macroscopico la presenza di numerosi e gravi traumi. Lo ha riferito l'anatomopatologo che ha eseguito l'esame, Alberto Furlanetto, all'Istituto di Medicina Legale di Treviso. Secondo il medico, gli ematomi e le lesioni in molte aree del corpo potrebbero essere compatibili con colpi portati con corpi contundenti, come un bastone o con calci, ma allo stesso tempo essere dovuti anche alla caduta dalla sommità della scarpata da cui il corpo è stato gettato, nel caso questo sia avvenuto quando la donna era ancora viva. I risultati dell'indagine odierna dovranno essere confrontati con gli esiti di un attacco alla quale la salma è stata sottoposta al fine di poter ottenere una ricostruzione tridimensionale di fratture e di altri indicatori di traumi sulle parti interne. In base agli elementi ad oggi disponibili è ritenuto molto probabile che la donna non sia morta all'istante. Ed intanto il procuratore capo di Treviso, Michele Dalla Costa, sottolinea che al momento nessuna ipotesi investigativa è esclusa. Sentiamo. L'attesa dopo tante ipotesi è per i primi esiti dell'autopsia sul corpo di Sofia, eseguito questo pomeriggio dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto, affiancato da altri 2 professionisti, un radiologo e un entomologo. Risultati fondamentali per dare delle risposte certe su quello che è accaduto. Un giallo che ha lasciato tutti con il fiato sospeso e che si è concluso in maniera tragica con il ritrovamento della 43enne ucraina. Tutte le piste sono aperte, dice il procuratore capo Michele Dalla Costa. Noi abbiamo 2 episodi che non siamo in grado di collegare oggettivamente tra di loro. Un suicidio, una scomparsa con una morte. Sofia era scomparsa il 15 novembre, il compagno Daniel Pascal Albanese si è suicidato 11 giorni dopo. La vigilia di Natale è stato trovato il corpo della 43enne in una scarpata tra Romano De Zelino e Cima Grappa, gettata in una discarica a cielo aperto. Queste per ora sono le uniche vere certezze. Adesso stiamo aspettando i risultati degli accertamenti, sia quelli medico-legali che quelli sul materiale che è stato rinvenuto dai RIS, quindi sul materiale informatico in casa, sull'autovettura, sulle tracce eventualmente trovate in casa, adesso vedremo.
Che cosa sia accaduto a Sofia ed il movente che ha portato alla sua morte, questo è tutto da stabilire. E stiamo cercando di scoprire tutto quello che si può scoprire attorno alla vita privata di questa persona e poi forse riusciremo a imboccare una pista piuttosto che un'altra. Ed ora bisogna solo attendere. Due famiglie vogliono sapere perché i loro figli non ci sono più. Due tragedie, un unico immenso dolore. Ed ancora cronaca con un altro assalto ad un ufficio postale. Dopo la rapina di ieri alle poste di Frescada, questa volta nel mirino di un malvivente sono finite le poste di Fagarè. Un uomo è entrato puntando una pistola contro la dipendente, poi è fuggito ed è scattata la caccia al rapinatore in tutta la zona. Vediamo. Una persona armata e travisata con il passamontagna ha fatto irruzione qua in questo ufficio postale a Fagarè, ma poi ha desistito perché si è trovato di fronte i vetri divisori. La rapina solo tentata è stata messa a segno intorno alle 12. Il malvivente con il volto travisato da un berretto e dalla sciarpa è entrato. Da una busta di plastica ha estratto una pistola, forse giocattolo, ed ha farfugliato qualche parola. La dipendente che si trovava agli sportelli ha subito capito quello che stava per accadere ed ha premuto il pulsante dell'allarme. Poi si è nascosta in un'altra stanza, forte del fatto che i vetri non permettevano al malvivente di entrare negli uffici. Fortunatamente in quel momento non erano presenti clienti. A quel punto al bandito non è rimasto che uscire a mani vuote, poi si è dato alla fuga facendo perdere le tracce. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri ed hanno iniziato una vera e propria caccia all'uomo. Sembra da alcune testimonianze che il rapinatore sia fuggito a piedi o in sella ad una bicicletta. Diverse auto dei militari dell'Arma per tutto il pomeriggio hanno setacciato la zona in lungo ed in largo, controllando le vie del paese. In mano agli investigatori le immagini delle telecamere di sorveglianza per vedere il percorso che ha fatto il bandito sia per arrivare che una volta uscito dall'ufficio postale. Ed ancora cronaca con il tragico investimento costato la vita ieri sera ad un 63enne di Viadene di Montebelluna ed è polemica sulla pericolosità della strada dove si è verificata la tragedia. Travolto e ucciso da un'auto mentre attraversava la strada a pochi metri da casa. È morto così ieri poco prima delle 20 Gianni Bordin, 63 anni, di Montebelluna. L'incidente si è verificato nella frazione di Biadene sulla vecchia Feltrina all'altezza dell'incrocio tra via Erizzo e via Pizzolotto. L'incidente ha visto coinvolte due auto, una Fiat 500 ed una Punto, che procedevano in senso opposto. Ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri l'esatta dinamica del tragico investimento. Pare che la prima auto, la 500, abbia sfiorato o urtato di striscio il pedone che, forse rotolando a terra, è stato travolto dall'altra vettura e sbalzato a diversi metri di distanza. L'impatto è stato molto violento e purtroppo non ha lasciato scampo a Gianni Bordin, che è morto praticamente sul colpo. Al momento dell'incidente pioveva a dirotto a Biadene e la scarsa visibilità potrebbe essere una delle cause della tragedia, in un punto peraltro più volte al centro delle polemiche da parte dei residenti, proprio per la sua pericolosità e scarsa illuminazione. La Feltrina è pericolosissima, ci vuole 15 minuti per attraversare la strada e di solito fanno anche incidenti, spesse volte. E sempre ieri sera, poco dopo le 17, in viale Mazzini a Montebelluna, un altro pedone è stato investito da una vettura. L'uomo, 57 anni, del posto, è ancora ricoverato all'ospedale San Valentino in gravi condizioni. Ed un altro incidente si è verificato questa mattina a Possagno, grave, un motociclista di 48 anni. Una moto che corre da Castelcucco verso Crespano, un'auto che procede nel senso opposto e svolta a sinistra verso una laterale. In un attimo l'impatto, violentissimo. Sull'asfalto, ferito gravemente, resta un 48enne di Castelcucco. L'incidente si è verificato alle 7:45 di stamane a Possagno. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM 118 di Crespano. A causa del maltempo, la forte pioggia e la foschia non è stato possibile l'intervento dell'elicottero, quindi il 48enne è stato trasportato all'ospedale Cafoncello di Treviso con l'ambulanza. I medici si sono riservati la prognosi.
Ed ora la vicenda del rumeno che da Natale vive tra le colonne della storica sede ex di Veneto Banca a Montebelluna. Oggi la visita della senatrice Laura Puppato, mentre le associazioni criticano il fondo vittime delle banche definito troppo esiguo. Non ha bisogno proprio di niente, sono passati tanti, non ho proprio bisogno di niente, solo dei miei soldi. Continua il suo presidio in solitaria l'operaio rumeno che ha messo 100.000 euro in azioni Veneto Banca. Anche oggi ha mantenuto la sua auto incastrata tra le colonne della storica sede di Piazza d'Allarme in centro a Montebelluna e, come abbiamo sentito, non chiede aiuto a nessuno. Con i viveri, i pannoloni e i cateteri per la sua disabilità non ha nessuna intenzione di lasciare quella che definisce la sua trincea. Oggi l'incontro con la senatrice Laura Puppato. Ha detto che si fa tutto il possibile per avere, non ha detto solo di me, ha detto delle persone che sono coinvolte nella... Una soluzione legata all'utilizzo dei conti dormienti per un fondo, quello per le vittime delle banche, che poco convince le associazioni. Certo che è arrivato il fondo, un'altra presa in giro dei nostri senatori veneti che si sono battuti per questi 100 milioni, che se noi facciamo un conteggio che sono 450.000 truffati in tutta Italia, verrà distribuito per chi avrà il diritto, perché saranno delle fasce di reddito, chi è sopra i 30.000 euro probabilmente non varrà nulla. Allora, facendo due conti così della serva, diciamo che saranno più o meno dai 15 ai 18 euro, un'altra presa in giro. Don Torta, che avrebbe voluto incontrare Marin oggi nel giorno del suo compleanno, anche per convincere il rumeno a non mettere in atto delle azioni ancora più eclatanti. Tant'è che oggi si è provveduto a far sparire questo cumulo di cartone e legna presente ieri e che qualcuno ipotizzava per Capodanno potesse diventare una sorta di pane vin per scaldare ulteriormente l'atmosfera nell'androne della banca. Una possibilità che aveva allarmato più di qualcuno. Mi ha sostenuto moralmente, mi ha tranquillizzato, ha detto di non fare le cose, dico, lo sapete che sono maggiorenne, so cosa devo fare. Nuovi piccanti dettagli sul pestaggio dell'altra notte in via Pisa a Treviso, sentiamo. Lui, lei e l'altro, una storia già vista e sentita, solo che questa volta la relazione extraconiugale di una donna ha rischiato di trasformarsi in tragedia perché lui, il marito, ha atteso nel parcheggio l'altro, l'amante, e l'ha aggredito con violenza inaudita. Si arricchisce di dettagli piccanti la vicenda dell'aggressione di ieri notte nei pressi del grattacielo di via Pisa, un litigio acceso che in breve si è trasformato in un pestaggio violentissimo. Bilancio: un 46enne dell'Interland trevigiano ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cafoncello ed un 40enne straniero portato in questura e denunciato per lesioni personali gravi. A scatenarla pare appunto il movente passionale per una relazione amorosa clandestina della moglie del 40enne. Fatto sta che l'amante è stato massacrato di botte, calci, pugni e, se non fossero intervenuti gli agenti delle volanti chiamati da un residente a separare i due rivali in amore, sarebbe potuto andare ancora peggio. Sul posto i poliziotti hanno immediatamente chiamato anche un'ambulanza del 118 per prestare soccorso all'uomo rimasto a terra dopo il brutale pestaggio. Il marito tradito, o che sospettava di esserlo, questo non è ancora dato sapere, è stato bloccato, portato in questura e denunciato in stato di libertà per lesioni gravi. Ed ora la politica, perché con oggi di fatto si chiude la 17ª legislatura della Repubblica Italiana ed anche l'esperienza dei 9 parlamentari trevigiani eletti nel 2013. Nel prossimo servizio scopriamo chi lascia e chi invece punta al raddoppio del mandato. Con oggi di fatto si è conclusa l'avventura romana dei parlamentari veneti eletti nella 17ª legislatura e si apre la campagna elettorale che porterà anche i trevigiani alle urne il prossimo 4 marzo per il rinnovo di Camera e Senato. Tra poco più di 60 giorni il Veneto eleggerà 74 parlamentari, 50 alla Camera e 24 al Senato, con una dote di 2 eletti in più per l'aumento della popolazione. Ma con il maggioritario ne usciranno eletti 28, poco più di un terzo. Gli altri 46, 31 deputati e 15 senatori, usciranno dai mini listini bloccati da 2 a 4 candidati che ogni partito potrà presentare nei collegi plurinominali.
Aree elettorali decisamente diverse rispetto alle geografie delle singole province, così Treviso eleggerà 4 deputati nell'uninominale e 6 nei listini, mentre per il Senato 2 nell'uninominale e 1 dai listini. Tra i nomi che lasciano quello storico è Maurizio Sacconi, eletto per la prima volta nel 1979 con un trascorso anche da Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nel 2008. Con lui quasi sicuramente anche l'ex sindaco di Macerata, Floriana Casellato, che considera l'esperienza di Montecitorio utile ma definitiva. Rimanendo in area centro-sinistra, indubbio la presenza anche di Simonetta Rubinato, che pagherebbe la sua posizione forte a favore del referendum sull'autonomia del Veneto. Scontata invece la corsa dell'ex sindaco di Montebelluna Laura Puppato, ancora in bilico però se tra le fila di Renzi o di Liberi e Uguali di Grasso. Degli altri eletti nel 2013 nuovamente in corsa il senatore Franco Conte tra le fila di Noi per l'Italia, mentre per l'ex sindaco di Cornuda, poi deputato Marco Marcolin, già nella Lega, pare proprio non ci sia il rinnovo nella corsa per Roma, così come per la senatrice Patrizia Bisinella, sempre più legata a Verona oltre che a Flavio Tosi. Di quella corsa rimangono quindi i 5 Stelle, con il senatore Gianni Girotto che conta nel rinnovo, mentre l'ex grillina e senatrice Paola De Pin, difficilmente senza più un partito, rinnoverà la sua corsa verso Roma. E ancora con la politica, perché ieri sera a 20:10 ospite in studio il capogruppo del PD alla Camera Ettore Rosato, tra i molti temi affrontati anche quello dell'autonomia. Sentiamo. Si sia cominciato molto tardi, Zaia non fa il governatore da ieri. Zaia ha aspettato la fine di questo governo per intavolare una discussione. Però voleva il risultato del referendum, sì, ma dice poteva farlo prima. Cioè c'era l'unanimità in Consiglio regionale. Bastava fare una mozione che durava un'ora e che risparmiava peraltro qualche decina di milioni di euro. Cioè dice non andare al voto. Non andare al voto sul referendum. L'ha voluto fare per un fatto politico, non per un fatto procedurale, neanche per un fatto di legittimazione, perché nessuno in Veneto gli avrebbe detto no, non andare a Roma a chiedere maggiore autonomia. È stata una questione di campagna elettorale, rispettabile, perché ognuno fa le sue scelte, però assolutamente ne paga le conseguenze la Regione, perché un anno fa, anche solo un anno fa, noi avremmo potuto recepire quell'accordo che il Governo ha sempre detto che era disponibile a scrivere, insieme alla Regione l'avremmo recepito in legge di bilancio. Però secondo lei non c'è un peso maggiore arrivare con 2.400.000 veneti che dicono sì, vogliamo l'autonomia, no? Assolutamente no. No. Preintesa, arriva o no? Questo dipende perché in teoria sia Gentiloni che Bressa, ovviamente poi il sottosegretario Baretta, altri hanno confermato. Ma io penso che ci sono tutte le condizioni per farlo. Capodanno, feste in piazza all'insegna della sicurezza, con accessi a numero chiuso e divieto di portare bottiglie e bicchieri di vetro. Conegliano ha già deciso, Treviso lo farà domani. Capodanno 2018, veglioni in piazza all'insegna della sicurezza, con le nuove normative antiterrorismo a condizionare l'organizzazione degli eventi pubblici e delle tradizionali feste, dai varchi d'accesso controllato al divieto di entrare nelle piazze con zainetti, bottiglie e bicchieri di vetro. Per Treviso il vertice decisivo è previsto per domani mattina in prefettura, tra le ipotesi al vaglio quella del numero chiuso in piazza dei Signori, dove oltre al veglione all'aperto sono in programma allo scoccare della mezzanotte i tradizionali fuochi d'artificio dalla torre civica. Con apposita ordinanza è già stato stabilito il divieto di esplodere petardi e botti, a cui potrebbe aggiungersi anche quello di portare in piazza bottiglie e bicchieri di vetro. Se dunque per Treviso sono attese ad ore le decisioni del Comitato Ordine e Sicurezza, a Conegliano, dove la festa in piazza torna dopo oltre un decennio, l'ordinanza è già pronta, con un capodanno blindato e varchi per l'accesso al centro. L'ingresso sarà gratuito, ma i posti contingentati per questioni di sicurezza. Verranno chiuse le strade, verranno posti dei varchi dove verranno controllati il numero di persone che accederanno ai varchi e diciamo nel pieno rispetto delle regole è stato predisposto anche il layout per la sicurezza. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. E rieccoci in diretta con il TG di Treviso, presentazione dei dati di un anno di artigianato nel mandamento di Asolo e Montebelluna. Presidente, come è andato questo 2017 per gli artigiani di Asolo e Montebelluna?
Per gli artigiani e non solo è andato abbastanza bene, quindi vediamo che al nostro interno c'è una crescita delle aziende nostre socie. 30 aziende in più nel mandamento rispetto alla fine del 2016 e tra queste tante nuove attività, segno di un artigianato che sta cambiando. E questo è uno dei dati presentati nel resoconto di fine d'anno di Confartigianato Asolo e Montebelluna. Non solo artigiane artigiane in senso stretto, ma sta crescendo la voglia di fare imprese e molti trovano sbocco in altri mestieri. E tra i dati di quest'anno la conferma che anche la piccola azienda ha ottime prospettive sull'export. Noi intensificheremo anche quest'anno le attività formative per le nostre aziende, perché vediamo che ci sono tante nostre piccole eccellenze, sta operando nei mercati esteri con successo. Ma per competere all'estero servono collaboratori all'altezza, risorse che dovrebbero arrivare dalla scuola, che chiede sempre più agli artigiani di coinvolgere soprattutto i più giovani. Abbiamo bisogno di futuri artigiani professionisti che un giorno, come oggi stiamo iniziando, si affacceranno al mondo estero. Artigiani che oltre all'estero puntano alle eccellenze di casa per farsi conoscere. Se dico Asolo, voi cosa rispondete? Noi abbiamo selezioni, un progetto in centro ad Asolo di valorizzazione dell'artigianato artistico e Asolo Fashion Lab, la promozione della formazione nell'ambito del fashion. Fine anno tempo di pagelle, per gli artigiani bocciata la burocrazia con una richiesta chiara alla Regione. Vediamo la rivisitazione dei capitolati di appalto in quanto le nostre imprese altrimenti non riescono a concorrere. E sempre in tema di pagelle, ecco il voto degli artigiani ai parlamentari trevigiani. La sufficienza sinceramente non mi sento di dargliela, anche perché come tengo a ripetere ogni volta che c'è un'iniziativa, anche perché questo è un voto medio, quindi sicuramente c'è qualcuno che la sufficienza la supera abbondantemente, ma buona parte tira il voto verso il basso. Ed ora il viaggio di un gruppo di alpini organizzato dall'Associazione Culturale No Profit sulle orme della storia per ripercorrere le tappe della ritirata di Russia in occasione del 75° anniversario. Tra loro anche 4 veneti, 2 sono trevigiani. Vado per onorare la memoria di questi ragazzi, uomini, perché non hanno avuto il tempo di diventare, di godersi la vita da giovani. Figli, padri, fratelli che hanno perso la vita durante la ritirata di Russia. È per rendere omaggio a loro che una decina di penne nere partirà il 18 gennaio da Milano per raggiungere la Russia in occasione del 75° anniversario da quella lunga marcia che gli alpini intrapresero per 15 terribili giorni, aprendosi strada e combattendo ogni giorno. Andremo in Russia e ripercorreremo quelle che furono le tappe della ritirata degli alpini e più precisamente della divisione alpina tridentina, che fu l'unica che riuscì ad arrivare quasi intatta alla famosa battaglia di Nikolajevka. Migliaia di nostri connazionali, molte di sotto dei 24 anni in quei paesi che alla fine del conflitto cambiarono nome per cancellare quelle ferite, persero la vita, un'intera generazione cancellata. Saranno 4 gli alpini che partiranno dal Veneto e una volta giunti nella cittadina di Rossocio inizieranno il viaggio vero e proprio. Con marce giornaliere di 30-32 chilometri torneremo verso Nikolajevka, appunto toccando tutti quei posti, quei luoghi divenuti tristemente famosi. Il sogno di questi alpini è quello di trovare qualche traccia delle penne nere che morirono in Russia. Il sogno, più che la speranza, di trovare qualche nome, di trovare qualche piastrina, poterla riportare in Italia e consegnare alle legittime famiglie. Tante emozioni che accompagneranno gli alpini di oggi laddove le penne nere di ieri persero la vita per la loro patria. Vado per ricordare tutti quei ragazzi. Ed ora siamo al consueto appuntamento con i vostri presepi, vediamo questa sera insieme quello che è stato realizzato nella chiesa di San Nicolò a Treviso.
Di caratteristico, per esempio, come tutti i presepi napoletani, non può mancare il benino, che è il pastore dormiente, che è colui che assogna il presepio, è colui che poi ha un'interiorità particolare verso il cristianesimo, e diciamo, infatti noi sappiamo che gli angeli hanno proclamato la venuta di Gesù tramite i pastori che stavano dormendo. Ne approfittiamo per fare i migliori auguri a tutti i telespettatori di Antena 3. Ed è tutto per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Vi ricordo, tra pochissimo torna 20:10, ospiti in studio questa sera Mario Conte e Stefano Pelloni. Grazie ancora per essere stati con noi, ci lasciamo come sempre con le previsioni del tempo ed il nostro meteo. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Pressione in deciso aumento sulle nostre regioni e tempo dunque asciutto e stabile con ampio soleggiamento un po' ovunque. Vediamo il dettaglio del 29 dicembre. Sul Veneto deciso miglioramento del tempo, sarà infatti una bella giornata di sole su tutti i settori con il cielo che si presenterà sereno o al massimo velato. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Le temperature massime saranno comprese tra 3 e 7 gradi, valori minimi tra -3 e 1 grado circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche sulla nostra regione tornerà a splendere il sole, sarà infatti una giornata caratterizzata dal bel tempo e il cielo si presenterà sereno e limpido praticamente su tutti i settori. Temperature massime tra 6 e 8 gradi, minime tra -1 e 3 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo al Trentino Alto Adige. Migliora il tempo sulla nostra regione, ampio soleggiamento ovunque, il cielo sarà sereno o al più con poche nubi sparse e con deboli nevicate sui confini alpini. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 2 gradi, valori minimi tra -5 e -6 gradi. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati da nord-ovest. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.